fronte quello dell'immigrazione, arrivi sempre numerosi a Lampedusa, l'isola sempre più al collasso, lo abbiamo sentito nei nostri titoli, ora c'è preoccupazione per l'ordine pubblico ma anche per la salute. Andrea Viali. Sì, è così Anna, è sempre più emergenza a Lampedusa, dove soltanto ieri, lo ricordiamo, sono arrivati quasi 2000 migranti e in tutto ce ne sono più di 6000 sull'isola, dove ieri sera una coppia di coniugi è stata aggredita e derubata nella propria abitazione da un gruppo di nordafricani che hanno colpito il marito con un pugno e poi sono fuggiti con orologi e gioielli. È un episodio che rischia evidentemente di alimentare nuove tensioni, questo mentre il Ministero della Salute ha deciso di inviare i suoi ispettori a Lampedusa per verificare le condizioni igienico-sanitarie e si sta anche valutando l'ipotesi di mettere in quarantena addirittura tutta l'isola. Per fare fronte agli sbarchi il ministro dell'Interno Maroni ha minacciato anche i rimpatri forzosi in Tunisia e l'accordo con le autorità tunisine, che non sta dando i risultati sperati, sarà al centro del Consiglio dei Ministri che è stato convocato per mercoledì mattina. La situazione in queste ore è tesa anche a Mineo in Sicilia e a Manduria in Puglia, nei centri dove vengono trasferiti gli immigrati che sbarcano a Lampedusa. Qui proseguono le proteste degli abitanti ma anche le fughe. Il ministro dell'Interno Maroni ha anche ricordato alle regioni che tutte dovranno farsi carico dei profughi ad eccezione dell'Abruzzo. Profughi sì ma clandestini no, replica il governatore veneto Zaia al microfono di Cristina Carpinelli. Sentiamo le sue parole. Quando parliamo di profughi ovviamente c'è una disponibilità a ragionare, il problema è quando parliamo di clandestini, nel senso che siamo convinti che i tunisini che stanno sbarcando in queste ore, nella stragrande maggioranza dei casi, non scappino da fame, da carestie e da guerre civili. A me risulta che comunque un profugo non arrivi con le scarpe da ginnastica belle lucide, dei jeans e il giubbottino griffato con il telefonino in mano. Voglio anche ricordare ai più esperti che c'è una legge da rispettare in Italia che prevede che la clandestinità sia un reato e che spesso questi ragazzi fanno la traversata, pagano 2.000-2.500 euro a testa e sono spesso nulla facenti, oppure anche nei peggiori dei casi magari anche dei criminali che sono scappati da patrie galere. E sarà fatta sicuramente una giusta vagliatura di tutti questi personaggi che arrivano, ed è bene che magari mandandoli a casa vadano anche a dire ai loro conterranei che in Italia si ospitano le donne, i bambini, i vecchi, gli anziani e gli uomini che scappano dalla fame e dalle guerre civili, che sono dei rifugiati politici. Grazie ad Andrea Viali, ed aggiungere che questa mattina, come sempre nel nostro sondaggio di 24 mattina, vi abbiamo chiesto oggi: secondo voi l'Italia sarà in grado di gestire l'emergenza immigrati? Il 75% degli ascoltatori di Radio 24 ha risposto no.